sai che non avrei mai voluto tornare a casa. Io voglio stare insieme a te. Piacerebbe anche a me, ma non posso. È facile, basta seguire. Ciao tesoro! Ciao, mamma. Melissa! Ti trovo molto bene, come fai? Celibato assoluto. Ti manco? Ma certo. E poi ricordo il dolore. Non puoi divorziare senza dolore, caro. Come potete vedere, signori, c'è ancora molto da fare. Parecchio e duro lavoro. Ma sono persuasa che procederemo vantaggiosamente anche in questo caso. E penso sia meglio che le industrie Altman si sbarazzino delle partecipazioni alla Brucoast Chemicals. I rapporti che intrattengono con un certo dittatore medio orientale, con un debole per la guerra biologica, danneggiano fortemente il buon nome di questa compagnia. Ci sono obiezioni? Sì. Molto bene. Grazie, signori. Credo che sia per te, papà. Già. Che cosa mi stavi dicendo prima per il prossimo weekend? Sì, il prossimo weekend, l'ho promesso. Ti voglio bene. Promesse, promesse. Ti voglio bene anch'io. Salve, colonnello! Ciao! Questa mattina tutti i contatti con l'aereo si sono interrotti per circa 2 ore mentre era in volo sul Mediterraneo. Ho parlato con il nostro corrispondente al Cairo pochi minuti fa e ha riferito che l'aereo è stato costretto ad atterrare nel deserto nordafricano. Alcuni negoziatori sono stati inviati sul posto per trattare con i 4 dirottatori che richiedono $200 milioni e il rilascio di prigionieri politici. I dirottatori hanno affermato che uccideranno un passeggero ogni ora fino a che le loro richieste non verranno soddisfatte. Le 10:57. Non si può evitare, adesso tocca a questo qui. Hai ancora 3 minuti da vivere.